けのたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でほんまに不器用ないのにどうしてさよならは言えたの。ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたい。バカみたいほんとバカね。あんた信じるばかりで強い女のふり切なさな夜風浴びる一人の3年が過ぎ街並みさえも変わりました。なのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やない。揃いの指輪外します。ざまみろせいせいするわ。いい加減待っててもバカみたい。ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたい。ほんまにろくな男じゃない。指輪外します。ざまみろせいせいするわ。なんなのよこの涙バカみたい。No, è il momento. Io domani devo cercare la traduzione in inglese. Sulla pelle. Devo vedere qualche vabbè. Un'idea, c'ho un'idea di fare una cosa, quindi a questo punto. Allora, aspetta, facciamo così. Cambiamo la scena. Il microfono c'è, faccio un attimo così.
organizza, si fa il coro e si fa... Ma io se può fare i cori da stadio, abbiamo un sogno del No, cuore. non è quel tipo di coro che ci serve adesso, però forse possiamo metterci anche qualcosa di quello dentro. Allora, Gianmarco, il piano è questo. Oh, mani. Rokuma. Io adesso lo avvio. Sì, il gioco migliore del mondo, intendi? No, no, è un gioco, punto. C'è chi dice che è bello, c'è chi dice che è brutto. Io dico che è il migliore del mondo. C'è chi dice che sia il gioco più bello e che possa far concorrenza a Bethesda. Certo, Se ne dicono tanto. tantissimo. Allora, noi gli diamo un'altra possibilità stasera, una mezz'ora. Per il nostro divertimento. Quarantina di minuti, vediamo proprio ci siamo decisi giusto prima di andare in live. La chat, sì. Allora, noi lo iniziamo a provare. Se non c'è nessuno e restiamo da soli, vuol dire che nessuno lo vuole vedere. Ed è anche No, non è giusto. Ah, C'è no, chi sì. piace e chi si sta divertendo. sbagliato. Sotto le 20.000 persone, poi la prima frase che ti dicono certe persone è ma ci sono pure i numeri del Game Pass, ma non è che pure sul Game Pass non è che stia andando un bijou, Vabbè, cioè, noi cerchiamo di dargli una mano. noi gli diamo un'altra possibilità. Se non viene nessuno, lo togliamo e mettiamo. E quello è un gioco bello. A noi diverte. Molto. Quindi è anche la dimostrazione che questo l'abbiamo avuto in regalo col Game Pass. Quindi noi potremmo dire giochiamo con questo a gratis. No, noi preferiamo giocare con un gioco che abbiamo pagato 20 euro e che ci sta facendo fare Sempre. live su live su live di divertimento e che ancora non abbiamo finito. Però ci stiamo divertendo come dei caimani brasiliani. Sì, assolutamente sì. Allora, in realtà mi immaginavo la scena che lo avviavo e mi diceva c'è da fare un aggiornamento grosso, ci vogliono delle ore e io avrei salutato e si metteva Monster Hunter. Cioè, a questo punto sì. A questo punto sì. Stiamo diventando potentissimi, ragazzi. Tutto questo per voi, per i nostri fans. Io sto seguendo un bel pattern, vedo, faccio una missione di storia, vedo se ho difficoltà a fare quel nemico. Se ho difficoltà mi faccio qualcosina nel frattempo e mi potenzio. Se vedo che lo butto giù facilmente, faccio missioni di storia di missione una dietro l'altra. Così. La storia del tutorial. Sì, lo so. Bisogna togliersi il tutorial. Io non sto là, piano piano. Ricordati, nessuno deve rimanere in piedi durante il tuo tragitto verso No, la tutti giù, tutti giù. Tutti giù e io non sono mai caduto al momento. Non puoi morire, se muori devi comprare 6.000 euro. Gianmarco, ti posso dire a livello sentimentale come ho acceso sto Monster Hunter ieri dopo quella riunione lì. Mi sono fatto il personaggio proprio anzianotto come me, giovanile ma anzianotto. Così come sto affrontando quella cosa, quest'altra cosa e anche quest'altra. Così è l'ultima avventura che mi concedo. Quindi c'è questa terra inesplorata, piena di possibilità, ci sono dei mostri. Il mio obiettivo è quello di arrivare a fine gioco senza mai perdere neanche una volta, almeno la storia principale. Sì, perché il resto non ci riuscirai. Non ci lo so. Impossibile. Però almeno la trama e mettermi nelle condizioni di riuscire a fare pure nel rank avanzato quello, sta a me. Se imparo a giocare bene, se faccio gli equipaggiamenti bene, virtualmente la possibilità c'è. Poi è difficile perché giustamente è impegnativo dopo un certo rank. Però io ci provo. Al momento tutto a posto. Come l'ho detto anche a Fabio oggi, lui mi suggeriva, se voi siete d'accordo su questa piccola scommessa che faccio con me stesso, io cerco di farla pure quando giochiamo online tra di noi. Però se muoio online, diciamo è un meno 0,5. Diciamo il mio obiettivo è tutte le missioni che faccio da solo, devo mai andare a terra. Ok, va bene. Quindi metti in multiplayer proprio perché facciamo i boss difficili e quant'altro. Più vita, poi se ti piace era bello e buono. Io sono rimasto bloccato 2 o 3 volte dietro delle colonne col mostro davanti che non mi faceva passare. Io non so come sono sopravvissuto, Gianmarco. Non lo so come ha fatto. Allora. Incredibile gioco. Continua. Allora, sono 22:41, facciamo fino alle... Ma proprio massimo 23, ma proprio così io. Ok. Allora, noi siamo rimasti qua tutto il tempo da 2 settimane. Questa parte? No, settimana scorsa l'abbiamo fatto. Ricompensa. Ah, allora, vediamo un po'. Salve.
Per arrivare almeno a Nuda città e vedere gli NPC che non si muovono. Allora, Giabba, facciamo questa scommessa. Cerchiamo di spingerci entro un'ora, lasciando come le merda. Arriviamo in una città e vediamo le città quanto sono vive. Ma Allora, vedi bene se non c'è lusso però così, non va bene. Qua c'era qualcosa. Figlia dell'anima. va bene. Pippo Bau. Raggiungi la barca della contrabbandiera. Ok. Allora, aspetta, questo aveva... Ok. Dopo una settimana... Oh, ti sei ricordato di noi. Ci siamo anche noi. Vabbè. You alright? Can you hear me? Different? I only asked whether you could hear me. Unless... Hang on. Did you hear another voice? Hai dimenticato il gas acceso a casa. Now your envoy's losing it. No. I think something in the Ardra spoke to Visto, him. che cosa ci dice? E gli ladra è un cristallo dal profondo significato spirituale. Noi si chiamavamo Pierpaolo Frutto, mi ero dimenticato. When you put it that way, maybe so. Ok. I've been round Ardra my whole life, and it never spoke to me. I don't think it spoke to anyone. Not even godlikes. That's some gift. Sure seems like it. Now, we've still got to get to Paradise. Sì, andiamo. Paradis, lo zio, Andiamo Paradis, andiamo a Paradis perché a questo punto. Allora. Cioè, guarda che bella a livello scenografico è bello. Questo glielo concedo, è bello proprio. Molto simpatico, molto... Però poi... appunto, subito. Frutto. Se ti piace la frutta, mangiatela tutta. No, sempre con garbo ed eleganza. There, in the distance. Ok, portaci in città, dai. Dai, My name's Alora, you know. già, dai ragazzi. Thanks. I've enjoyed not being dead. Look, Ti ringraziamo. Soul Plague, the Emperor, you have to stop it no matter what. I'd heard Va bene. rumors about folk. I thought they were Facci just andare. Facci andare in città. Il destino mi ha portato qui per un motivo. Qualcosa avvelena questa I don't terra. know how, but if anyone can Will you get on before I leave? Aye. Sì, ragazzi, andiamo. Oh, una città. Vedi, già abbiamo fatto una richiesta e il gioco ci ha accontentato subito. Never Allora, thought I'd be glad to sail Gianmarco, here with a small- siamo in città. If anyone asks, Sta andando a you never 8 met me. frame, non so perché. Mamma mia, C'è bella. qualcosa che no... Eppure stava andando bene 2 secondi fa. Vabbè. And here I thought we were getting along. Hey! Turn around and sail back to wherever you came from. This dock is reserved for the Imperial... And Ragazzi, già andate a 2 probably frame. died at sea. Good riddance. Stava andando bene fino a 2 secondi fa, eh. Oh! Nice. Ragazzi, fateci andare avanti perché qua a breve potrebbe succedere un colpo di scena La inaspettato. trama è fondamentale. On second thought, why don't I just shut up before I say anything else I regret? Posso prevedere che se continua così ancora per 10 No doubt minuti you think subirà me l'Alt dear an F4. ambassador, but he's gone, along with Gli our posso cloud- concedere questo al momento. No, there's some kind of blight in the wilderness and rumors of plague. Nature has a mind C'è of questa its own, piaga, noi dobbiamo risolvere. Ci fate passare e andiamo a risolvere? Leaderless and rudderless is the net keeps things interesting. Non perché la sto skippando, non perché comunque non mi interessa dei personaggi, che alla fine al momento la storia c'è popolazione X, Y e Z, mondo comune, piaga, siamo tutti diversi ma ci abbiamo un problema in comune, lo risolviamo? Salve, siamo qui, possiamo andare avanti? Sorry, envoy, but Anche a 2 fps. Nonsense. There's a small. just ignore. Where did you say they? They traveled northwest to the Strangle Route.
You need to find the ambassador, and I need to find the Rauatine. Vabbè, Kai, before Possiamo please andare? keep in mind, make sure he. per piacere. Better yours than mine. I admire your eagerness, envoy. C'è Just l'ambasciatore don't che sta rush into morendo, danger sta lì too col- quickly, perché è un alright? pugnale sacro. Right Sì, behind you. ok, salviamo You've gotta l'ambasciatore e find your poi ambassador and- andiamo un attimo. Oh, un nuovo compagno. Ecco, questa è bella scheda così. Fuoco ira. Spara un potente colpo con la sua spingarda, infliggendo stordimento elevato a un singolo nemico e provocandolo per 10 Buono. secondi. Ordine a Kai di bruciare la mia tela. Ottimo, lo fa lui, perfetto. I'll bet you're glad to be on dry Sì, però land perché after fa that così? voyage. Così. Come on, let's get Gianmarco, you some fresh facciamo un semplice gioco. Per quanto regge, io posso vedere di fare una cosa soltanto. Partiamo la Posso qualità. vedere, sì, faccio così. Metto tutto. Perché c'è qualcosa che... L'hai preso? No, è proprio ottimizzato male. Allora, potrebbe essere la generazione frame di Nvidia. Aspetta. Ok, vai. Ray tracing era Tutto attivo. via. Tutto via. Ecco, Ok, è il frame generation. va bene. Allora, Gianmarco, facciamo un bel gioco. Da qui, noi adesso stiamo in... Buttiamoci a- Anzi, no, guarda, ci abbiamo proprio la partenza. Vai. Allora, calcoliamoci da qui fino al punto di missione. Tutti gli NPC che notiamo, vediamo se sono fermi, se si Si muovono. hanno vita. Si hanno vita. Allora, noi siamo arrivati in una cittadina, a parte che c'è un po' di flickeraggio laggiù. in fondo. Vedo qua. Però vabbè. Allora, tu ci devi seguire perché sei il nostro alleato. Sì. Tu sei un vecchio compagno di squadra. Vabbè, non ti calcoliamo. No, vabbè, quello non conta. Tu, stessa cosa, non conta. Allora. Salve. Tu Vabbè, sei il una primo. guardia. Sei una guardia, devi stare fermo, Ma la immobile. guardia, vabbè. È Questo non giusto possiamo che tu dire stai qua tutto il tempo così. Vabbè. Allora, niente. Questo chi è? non ti Tu non hai niente. non sei neanche Vabbè, interagibile. lui prende appunti. Lui quindi ci prende sta che stia appunti fermo così. perché prende appunti. Ok, vabbè. City's getting crowded. Pretty soon the Americans won't remember us anymore. Non vede manco la luce. The cloud that you put a stop to. No, How do you think, molto bene. dimwit? Sono fermi immobili. Non muovono neanche la bocca. That's enough for now. We gotta listen. No. Vabbè. Allora, Però stanno giustamente parlando, stanno parlando, lui gli sta spiegando una cosa qua, non può andare qua. No, è ovvio. Non Lui da qua gli indica di là. Ok. Però rimango zitto. Vedi, e ripete l'azione. ripete l'azione. Vabbè. Allora. C'è un altro NPC. Ah, sì, ce ne sono altri tre. Guardie. Vedi? Guardia. Diavolo lupo di mare. Per il tempo degli sparvieri. Magazzino. Giustamente questo è il loro magazzino. Devono Vabbè, stare stanno a fermi qui guardia, a ci guardia sta. così. No, non possiamo dire. Però già iniziano a stare troppe C'è persone tanta gente ferme. di guardia. Va bene, va bene. Andiamo giù. Allora. Voi due. Keep walking, Outlander. No, qualcuno. Che dove viene? Porta. Hey! Better watch your step. Ah, loro allora stavano parlando loro da sopra. Ok. Che loro muovono le labbra. Quindi loro stavano semplicemente facendo così. Vabbè. Però il dialogo era un altro oggi. Il nome che avevamo letto era Pod. Dal dialogo sopra, sì, è lui. Però non ha detto che c'è loro. No, ma questi due qua, guarda, si muovono soltanto così tanto per. Cioè, se ti Esatto. avvicini non c'hanno un dialogo altro. Erano loro che parlavano da qui. Vabbè, perfetto. Aglia. Allora. Però loro devono stare qua, devono guardare. Andiamo avanti. C'è qualcuno qui? No, qua non c'è nessuno. Ce ne sono altri due. Vabbè. Please, how hard Ce n'è is un it to altro answer qui. a question? I don't trifle with souls, man. They're Tu tearing. ci darai una quest I can't believe che how ce l'hai rude stampato everyone is proprio around così. here. Posso How hard could aiutare? it be to find a watcher?
How did you... Ci siamo noi. Actually, maybe I should talk to you. Something more like... A band of Zorips invade... Then take my house key. It's northwest of here. Ci ho dato la That chiave. cabin on the cliff. Vabbè. Gods know I can't go back. Come back when you've dealt with... I'm sorry. Thank you. That may not be La worth cosa much su coming cui from a sono tutti stranger, but d'accordo, e pure I io, mean it. è che comunque ci sono tante queste secondarie, tante scelte e tante cose fatte nel modo corretto, ossia non in numero eccessivo e vuote, ma ci sono queste secondarie anche con ramificazioni di trama, eccetera, eccetera, che davvero hanno un impatto. Ok. Non come Dragon Age, che tu fai No, una scelta che ti porta alla scelta che vuole lui perché Purtroppo. deve andare avanti come vuole lui. purtroppo. Allora, comunque. Però voi, vabbè, tu chiedevi aiuto. Allora, lei giustamente chiede aiuto, invece di andare in giro, ha detto io mi fermo qua, passerà qualcuno che mi viene a dare una mano, ha funzionato, ci ha trovato. L'altra persona che era qui se n'è È andata, scomparso, quindi qualcuno che si è messo. però non l'ho visto camminare, non lo vedo camminare. Comunque la città è vuota. C'è c'è un venditore che ovviamente è fermo. You're standing in my light. Che dov'è? Dov'Enia? Non mi permetto. C'è un cittadino seduto. I already told her I don't want to be E involved. difatti quei due non muovevano le labbra, questi qua, Leave me alone. No, quindi il dialogo era di loro due sotto, va no, bene. no. Perché se non si muovevano neanche le labbra nei dialoghi. Comunque non hai capito perché gli dessi là e partiva così a pizzo. Vabbè, guarda là sopra, ok. Allora. I can't help it. After what happened with Kalisha. I know, dear, but worrying isn't going to do anything. You're right. Of course. Sì. Questa pure è la colonna sonora sotto. There's something to be said for the Questi stability ne parlano, the ragazzi. spring. Vabbè. Perhaps. If you Rendono l'ambiente vivo per quanto possibile. Sì, Ma sono. Mettere no, ma ad esempio lui. Ora io non programmo, no, non so. Ho fatto qualcosina. Però se tu a lui gli metti bello stretto, randomicamente, ogni tanto fallo alzare, almeno fallo andare di fronte, fallo raccogliere un fiore lì. a me era qualcosa. Sta qua 10 minuti, 5 minuti, randomico, si alza e va a prendere un altro fiore lì. Tu gli parli, ti dà una quest. Senti, io sto facendo il mazzo di fiori per la mia fidanzata, solo mi serve il fiore magico leggendario sul monte Tizio Caio Stempro. Me lo vai a prendere? Sì, ti motivi una persona che fa un gesto ripetuto 50 volte Sì. e non sta fermo così a fare. Io sono seduto qui. Io sì, io mi Qui siedo. resterò. Io mi siedo. Vabbè. Almeno Skyrim i personaggi si buggano, fanno le capriole, però entrano negli edifici, si muovono, sembrano avere una specie di vita propria, mettiamola così. Tra un po' come tu hai fatto il panico con sta cosa. Well, you know. Non puoi neanche rubargli le cose al momento da qui a quanto pare. Perhaps the deer Allora. Ok. Il gioco è fatto in questo modo qua, non come un RPG fatto di cuore, ma come un elenco di checkpoint e di cose da fare. Questa è la mappa, ci sono i negozi, c'è questo, c'è tutto quello che serve ci sia in un gioco di ruolo fatto in un certo modo, però come se è fatto in modo da fare l'elenco da completare. Ok. Per questo la città dal mio punto di vista è fatta così, che non è stata intesa come facciamo una città viva, quindi gli metti due animazioni, uno che prende una cosa da qua e se la porta di là. Città, personaggi, fatto pure che stanno fermi, ma tanto chi se ne fotte. Ma se tu vai in qualunque città del mondo, in qualunque posto del mondo, non ti trovi tutte le persone ferme così, immobili. Non ce n'è stato uno che si è No, è mosso. vero. L'unico che si è mosso è perché è uscito fuori di scena. C'era il momento prima per farti notare che dovevi parlare con lei. Una volta che ci parli lui sparisce.
Io già mi sono rotti i coglioni e sono passati neanche 10 minuti, già Marco, però le parole e le promesse vanno mantenute. Perché non è stimolante, ma non c'è È nulla. bellissimo, tutto quello che la vedi, sensazione è l'impostazione è bellissima. Però è morta. Però davvero è vai da punto A a punto B con una staticità nel mezzo che... Vedi, almeno c'è l'alberello. Puoi prendere le cose, però alla fine, ecco, già pure rispettano Skyrim o qualche altro gioco simile. Tutte le piante, tutte le cose che abbiamo trovato finora, se fai un confronto ad esempio con Skyrim, tu saresti arrivato qua, ti saresti trovato noce e pesci. Se tu ti prendi la noce, fai in un certo modo e ti fai le ricette per curarti. Quello è il sistema impegnativo che puoi snellire e rendere un pochino più tranquillo senza fare 80.000 passate. Però da quello a fare albero generico che tu mangi e recuperi energia. O troppo semplice, cioè, capito? È proprio frigorífica. Poi allestire un accampamento. Ma che mi sta camminando? Allora, dove lo possiamo fare l'accampamento? Qui. Allestire accampamento. Animazione, una cosa. Niente. Che diventano? Va. Allora, menu di selezione, sai tutti quegli RPG dove ci si lamentava, dove c'era il personaggio fermo sulla destra e l'elenco di menu sulla sinistra. Io questo pensavo oggi di Monster Hunter, che ha ottimizzato per quel poco di percorso che ho visto e per come ricordo Monster Hunter all'inizio. Una sorta di... non ti do i menu fissi, ma ti do delle cose da fare in game muovendo il tuo personaggio per fare quegli stessi passaggi. Invece di metterti il menu fuori per mangiare, ti metto la tua capanna che è la tua casetta, vuoi mangiare, mangi a casetta tua, con 2 pulsanti hai fatto il tutto. In questo modo in cui lo sto vedendo qui, sai come mi sta sembrando la cosa? Non è un elenco testuale che va dall'alto verso il basso, ma è un menu visivo che va da sinistra verso destra. È la stessa identica cosa. Almeno Baldur's Gate avevi qualche mini cosa, avevi dialoghi che penso ci siano pure qui con i personaggi, però c'è il banco di lavoro, ci sono tutte le cose che ci dovrebbero essere secondo noi in un gioco di ruolo, però e questo è bello, è fatto, è semplice, spiega subito quello che serve, che classe è, a che classe puoi diventare, di che qualità può raggiungere e quanti pezzi ti servono. Tutto spiegandoti nel minimo dettaglio e facilmente tu. Sta cosa è apprezzabilissima. Oltretutto cambia anche la skin per fortuna delle cose, non è solo aumenta la rarità. Cioè, quindi cambia pure la skin. questo è bello, questo è molto bello, questo qua. Il menu proprio così, con questa impostazione. È intuibile. Per tutte le cose che c'ha appresso. Non mi dice dove ci sono gli oggetti con eventualmente segni e quant'altro, ma credo che sia una cosa che comunque poi ci possa essere. Vabbè, per ora non possiamo iniziare. Banco degli incantesimi, quindi per incantare le armi, e non abbiamo armi da poter incantare. Giustamente qua. Altare dei totem. Quindi dobbiamo cercare dei totem in giro, ok. You know, for most people, but according to Steenrek, I should ask you for some good campfire story. Vabbè. Good to know. Talk of the plague in... Is that why the... Oh, that almost does sound like a punishment. I don't know how you investigate. Being a godlike, I don't suppose you're pick... I thought every godlike knew their god. Poi una cosa che posso smentire da quello che avevo, che mi era sembrato di capire da quello che avevo un pochino visto in giro, è che c'erano degli NPC un pochino assurdi, molto particolari. Ho visto qualche immagine e non mi sono fatti, però molti si lamentavano che c'erano degli NPC, forse avranno qualche caratteristica fisica un po' particolare, però io fino a mo' tutti i personaggi che ho visto, che ti devo dire, c'è qualcosa di strano. No, è tutto coerente col mondo di gioco. Niente di troppo strano al momento.
I think that's why the Clavenger Exactly. Paradise has been quiet lately. We're talking about an island that has been people who tend to be suspicious. But what about you? Mi dispiace, non mi What's your dai stake in things? tranquillità durante il Someone gameplay, once i told me dialoghi you te need li more devo than un a little attimino... crazy to last out here. Sono fatti I get the bene, feeling you'll fit right ci in. sono I'll let you ramificazioni get e some tutto. rest. Tu It's non good mi to dai be well qualcosa a me, supplied. io non ti do la soddisfazione di leggere. It's the gateway to the living lands. Most visitors enjoy Però almeno mi piace vedere che la lore è bella approfondita e questo io lo vorrei in tutti i giochi. Hanno fatto in Final Questo Fantasy XVI. in tutti i giochi. Ottimo. È ottima come cosa. Aiuta molto a seguire la trama molto meglio senza Questo uscire sempre per dimostrare, pure se qualcuno, perché pure nei commenti che sto dando, tu sei uno che dà contro al titolo e lo odia. E io sto dicendo tranquillamente, venite in live dove vi diciamo quello che è bello e quello che è brutto secondo noi. E in questo è una cosa che ha fatto benissimo. E tu in qualunque momento ti vuoi chiudere quella mezz'oretta, un'ora, che noi mo lo stiamo portando in live e lo portiamo in un modo perché dobbiamo ottimizzare il tempo, quello che vogliamo dire, vogliamo fare altro, non ci prende il titolo sotto un certo punto di vista. Però ci dobbiamo mettere nell'ottica di chi il gioco lo vive in un altro modo. C'è un'oretta e mezza, ti segui i dialoghi, ti perdi qualcosa, ti metti in pausa, c'hai tutto bello visibile della conversazione. C'hai i punti importanti come parole e significati, gruppi di fazioni, eccetera, messi belli in risalto. Se non te li ricordi, c'hai una piccola descrizione rapida e ti puoi recuperare la storia. Questo è da... sta cosa così per me è da 10. Così. Pure io l'apprezzo molto questa qua. For a lot of people, the living lands is a last resort. They come fleeing war. Proprio perché mi dispiace che oggigiorno non si può dire che una cosa è mediocre, che è buona in un modo o cattiva in un altro. No, o tutto è una merda o tutto è bellissimo. Cioè non c'è la via di mezzo. Hilgard's new embassy and his alliance with the Steel Garrotes, but I don't mean to put that on. Ok. They say, people, what starts as a light day, and then fungal growth, so dream scourge. I guess it sounded better. C'hai davvero un bel po' di dialoghi, ok. Allora. Get some rest on, boy. Quindi a questo punto che ti allontani, ok, solo la sessione notturna per riposare, ok. Allora, alla signorina con la quest penso che l'ho selezionata. Messaggio da lontano. Era pure un'altra missione. Ah, ok, questa qua. Ok, allora andiamo un pochino in esplorazione, dai. So che la quest è da quest'altro lato. Giovane orso nero. Dai. Orso, non fare l'orso. Meno uno. Oh, sì. Ciao orso. Oh no, 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 brutto gesto. Fuori combattimento. Combattimenti così sono simpatici. Tranne quello con la boss fight che è stato un po' gnegni. Materiali per i potenziamenti, ok. Diamo il benvenuto nel club. Allora, noi dobbiamo andare dall'altro lato. Possiamo andare di qua.
Salve. Venture past the palisades at your own risk. There's no guarantee. We've already had to move back the palisades line a few Va times. benissimo. Allora. Me li dà solo come oggetti così. Beautiful Ok. view from these cliffs. Ma guarda che bel paesaggio. No, ma bella, l'ambientazione è bella. Graficamente è molto bello. Ma stiamo ancora, abbiamo buttato a medio, abbiamo lasciato a medio le cose. Sì, beh, a me allora, personalmente, per come sono fatto io, Sì. è vero che c'è l'opzione per vedere queste foglie più definite, eccetera, eccetera. È vero che c'è l'opzione per vedere più preciso da lontano, eccetera, però è colpo d'occhio generale. No, ma è buono. Pure con grafica un pochino scesa, tu la qualità la noti, lo vedi, sia un e a livello scenografico, come ambientazioni, minchia, è bellissimo. No, a me piace, infatti. No, niente. Però l'ambiente resta sempre tutto titanio. Per noi un gioco, per essere bello, deve piacerci sotto vari punti di vista, non è che perché c'è una cosa dentro. Come lo dice Univer. Allora, tu te ne devi andare subito perché... Vai, compagno! Vai, amico! No, ti devi ammazzare, Sto andando da lui. Sto andando da lui. Stardolo. Attento. Luca. Vai, gli ho tolto la stabilità. Bella. No. No, 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 no. Luca. Luca. Aia. Ho fatto l'attacco birichino. Quello che mo se non trovo qualcosa di energia. Che to the left, aspetta, non fare danno, fermo. Sei stato sniperato. Che cosa mi ha preso? Qualcuno ha sputato dalla... È È stato sniperato. No, dai. No. Però è divertente. Per quanto possibile diverte, perché i nemici non sono del tutto stupidottoli. Allora, aspettate. Anche per abbiamo l'abilità del compagno da mettere. Gioco, vedi, ci stai facendo divertire? Investiamo un po' di tempo su di te. Allora. Quanti punti fa bene? Qua. Ce n'era uno e l'abbiamo utilizzato qua. Quindi adesso abbiamo questo e questo. Noi non ci abbiamo punti, non ci abbiamo niente. E ci abbiamo la quest, questa qui dove stiamo andando adesso. Non abbiamo pozioni. Allora, per il potere di Sgrondel. Per il potere di Grayskull. Ma puoi anche prendere, non mi lo sto facendo. Zoran. They may be small, but they'll overwhelm you if you're not careful. Right behind you. No, ti sta continuando a curare. Allora, aspetta. Perché mi targetti quello? E Sgrondel se ne va. Quindi Sgrondel. Vaffanculo. Sbagliato. Suka. Non fare il cappolo. Che sta avendo? Perché si muove? Non lo so. Ricordati di fare poi anche il colpo di scudo quando si apre così. Perché ti ho visto bene prima l'hai sbilanciato col colpo di scudo, quindi tutta la fai bene. Suka. Anzi. Oh no, è andato a terra. Boom. Questa corsa di lato traslando molto bella. Allora.
Il problema è prendere pozioni. Quindi appena si torna in città a comprare tante cose. Però Esatto, abbiamo cibo e trovare. Mangio folletto. Quindi questo si sta ricaricando. Carichiamo un po' di... No, cosa facciamo salire così. Tanto quando uccidi gli amici ti calmava. Ecco qua, siamo arrivati a casa della signora. E abbiamo sbloccato il viaggio rapido. This is the Ma Hankins non place. arma qualcosa per trovare qualcos'altro. Questo massa Non dica assai, ma almeno fammelo trovare un'arma per pur piccerella così. quello se continua a divertirci così e cioè piano piano un po' alla Ci volta affezioniamo. non affacciamo tutta la storia, facciamo No, pure le dai. seconde, non seguiamo per filo e per segno la storia. Ho capito un cazzo. Tanto a noi ci piace menare mostri e divertirci, quindi se arriviamo a fare quello. Senti, a questo punto io entro. No, ci vuole un'esplosione o qualcosa di forte, vabbè. Salve. Ragazzi fuori. Ragazzi fuori. Fanno morire sti voli che fanno quando li elimini. Allora, Apri tutto. aumento livello. Pezzo di ferro. Pozione curativa. Pozione essenza. Ok. Mangia questo. Aum. Salve. A sto punto. Allora, liberiamo quel passaggio. E qui c'è il diario. Cosa vuole? Vabbè. Anything juicy? Maybe it has something to do with that wall painting in the... Ok, andiamo a vedere nell'altra stanza. Lei che ballava con questi esserini. Looks like, why don't we ask Tehangan about it? It's her house. She ought to... Vabbè. Quindi dobbiamo tornare dalla... Aspetta, mo usciamo di qua e vediamo un pochino che cosa c'è. Cacciaci una sorpresina, qualcosa. No, zona chiusa con nient'altro Un dentro. battaglio. C'è Hercules qui. Ah, questi si erano proprio accampati qua dietro praticamente. Ok, vedi, ci sono anche piante simbole. Allora, se a questo punto noi dicessimo Voi deve portare pure, però. sì, voglio fare una cosa, allora. Quindi quello è il primo impatto, perché io mo sono motivato a vedere un attimo, visto che abbiamo ufficialmente altri 15 minuti. In città c'è qualcosa. Oh, c'è una persona che si muove, fermi, attenzione. Attenzione, Gianmarco, attenzione. Tu hai visto che ha Si fatto? muove con dei frame un pochino. È andata vicino al vaso. Ha Eh? fatto così, come a poter dire, bello quest'articolo. Ha fatto così. Si è girata e se n'è andata. Però c'era anche un altro che si muoveva. Vediamo che giro fa. Vediamo dove va questo. Allora, ti muove un pochino in modo particolare. Ma non so se è un problema di ottimizzazione. Ti prego, non sparire davanti Ma all'improvviso. dai, mettiti a parlare con qualcuno, ti prego, parla con l'NPC. Parla con lui. Vabbè. Un altro che si muove. Se vedi non la perdere d'occhio.
Sì, ma sta facendo come se stesse parlando con qualcuno. Sì, tu che ne pensi? Ma poi un boccale pieno, da dove la cacciare? Se tu prendi lei e la metti in una taverna, Era è meglio. la stessa cosa. Ma vedi, sta palesemente, guarda come fa, sta parlando. Colpo di scena, colpo di scena, colpo di scena. Mo torna indietro. Allora, si è fatto proprio tanto per, ma davvero, l'emo deve tornare vicino alla barile là, deve rifare quella stessa cosa, deve tornare qua e deve ricacciare il... Gli mettevi vai avanti e indietro per tutta la città, così in punti random, facevi pure che bella figlia. Allora. Allora, fammi provare col pad. No, attenzione, attenzione, Aspetta. attenzione. Ecco qua, vabbè. Signora, non inciampi però, Non le hanno manco fatti i confini di movimento. Vedi come fa? Me ne vado. Quindi forse ci siamo persi il primo punto. Quindi domanda, perché non c'eravate la prima volta quando siamo arrivati in città? Perché volevi far vedere solo i punti importanti e non le persone che camminavano? Vediamo. Mo devi cacciare il boccale. Caccia il boccale. Caccia il boccale. Ce l'hai? Ce l'hai? L'abbiamo visto. C'hai il boccale. Dai. Ce l'hai? C'è un topo che va rifatti solo. Dai, caccia il boccale, dai. Caccia il boccale. No, tu vai in loop. Tu sei stata programmata per fare questo, dai. Muoviti, dai. Ok. No. Potrei prendere quello. No. Oh, aspetta, aspetta, Ok, aspetta, allora aspetta. cambia, fa un pattern più Ok, variato. ok. Un minimo lo fa. Uno non vuole trovare il pelo nell'ovulo. Però Mettiamola possiamo- così. Però comunque stiamo parlando di una città. 3-4 persone che camminano. Ok, non è un pattern fisso, mi fa molto più piacere questa cosa. Quindi c'hai 4 punti a cui sei stata collegata, vai lì. Mo torna là. Ma guardi qua. Se andiamo giù, ti rimetti di nuovo col fiume davanti e tiri fuori il boccale. Gioco da là. Si vede solo quel lato di strada per vedere se c'è un negozio per gli equipaggiamenti, poi via. Non tirare fuori il boccale, ti prego, ti prego, ti prego, non tira fuori il boccale. Ha tirato fuori proprio il boccale. Ma voleva tirare fuori un libro o qualcosa, no? Il boccale. Non lo poteva tirare fuori dove sta la taverna. Non capisco. Poi, se c'è una taverna che tu prendi il boccale da là e te lo puoi portare un pochettino in giro tranquillamente e te lo vai a sorseggiare col mare davanti, va bene. Allora, questo lato di città noi non l'abbiamo visitato, vediamoci almeno questo. come in search of lost treasures. Have you heard any rumors of such things in the area? Pensavo che era sua la voce, sembrava una voce da fanciullo. Salve avventuriera. Lei è molto alta. Day for adventuring. Greetings, godlike. Vabbè, come vuole. Qualche negozio? Qualcuno che vende qualche cosa? Avviso. Io prendo tutto. Fino a quando non esce il comando stai rubando. Tutto a posto. C'è un'altra signora che cammina.
i negozi non... Aspetta, ecco qua. Dovrebbero stare di qua. Una taverna allora. Quindi su questi qua. Aspetta, allora. Salve. Lei cosa vende? Welcome to Donshore Track. If you're looking for a Dai capelli birichini. Se c'è uno scudo, guarda. Con Valturlaggio. Vabbè, noi mo ci vediamo tutti i negozi. Allora. Quanti soldini abbiamo? 560. Allora. Pozione curativa. Questo è il tuo inventario però, così. Errore mio, soldi. Ok. Poi tu vendi un po' di cibo. No, finito i soldi, così. La dolce. Uovo. Vabbè. Oh, l'arma, come ce la compriamo? Allora, vediamo innanzitutto le armi quanto costano. Salve. Heading out to the wilds? You don't want. God, come on. All right, Ah, I'll let you. No, no. Allora. Ah, no, lei vende le armature. Ok. Ok. Quindi, se tu vendi le armature, tu vendi le armi. Bello pelato con la barba, bello proprio. Io sono il fabbro. Va bene. Capo di cazzo. Allora. Spadone a due mani. No, non ci serve lo scudo e che non abbiamo. Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi. Così ma costa 4140. Meno 5, quindi è meno 3. No, è già fatto. A questo punto io sai più che cosa direi? Signorina, Timer aspetti. resupply. Aspetti. Allora, mappa del tesoro. Stivali con Ma cinghie. sono più forti dei due, così. Noi forse non ce li abbiamo proprio, Gianmarco. Allora, studiamo questa cosa. Allora, Questi sono i tuoi. ne avevamo questi qua, perciò li ho presi. Buono, buono. Nelle altre categorie non ci abbiamo niente. Abbiamo la tunica più 3 alla soglia di danno. Bello, forte. Farete monaco. E i guanti invece, i parabracci? Già ci sono questi, aumenta la quantità di stordimento che infliggi di un 15%. Qui non abbiamo niente. Qui ci abbiamo solo queste cose qua. Gianmarco, For a dangerous vabbè. place. A newcomer like you surely needs our Da Middark Suns lui è tornato bianco e se così entra e risolve i problemi. Vabbè. Allora, Il nostro pregiudicato di Poggio Reale. allora, signora, noi abbiamo, signor o signorina, mi scusi, And you found casa the tutto a leader, posto. right? Like I asked you to? I should have figured I wouldn't be able to fool some. Have you ever felt aimless? No. Like you do anything to... That's a stupid question, isn't it? Of course. Quindi ti an abbiamo animal dato una told me that mano I a might have it. trovare I thought if I l'amore could della meet tua this vita. person- Ora, And then I came here and found a... But what do I... I'm so... perché avete questo can't go problema back con i and I can't go capelli se forward. schippo I'm un just stuck dialogo? here. Stanno you tornando in serious? mente i bug di Midnight Sun. Agatha Harkness ci ha dato delle enormi soddisfazioni. Poverata. What does it mean? Mi faceva male il collo. Well, I'll go. Oh, I forgot. You still deserve to be paid for your time, if nothing else. I didn't think... Fede alla nera. Ok, tutti gli accessori. Oggi è buono, vedere subito. I colpi critici Bello. applicano veleno. Capo di cazzo. Bello. Anello speciale, quindi ma questo speciale deve ci sta. Allora, a questo punto noi dovremmo continuare per la quest principale. Questa è solo una zona. Questa è Riva dell'Alba.
E noi dobbiamo esplorare Comunque è tutto questo. grosso. Poi comunque questa è tutta la Porca già. vacca. No, ma di contenuto c'è nel gioco, Bello massiccio come legno massello. Però ti Però fermi. sono tutti fermi. Però sono tutti fermi. Tranne la signora là, un paio di vigili che hanno il pattern. senza- Non è il problema che cazzo volete, le persone non si muovono, quindi per tutte loro. È che se noi giochiamo a questo e decidiamo di perdere del tempo, di spendere del tempo in questo, ci vorremmo divertire. Visto che è stato fatto in altri titoli ed è stato trovato il modo di rendere gli ambienti più vivi, con poche risorse e nel modo corretto. Oh, due cazzo di personaggi, metti due bambini che giocano da qualche. Mettici qualcosina. Non è solo si muovono avanti e indietro. Comes on a little strong, that's all. He doesn't bite. Batum. Oh, oh. So you are familiar. It was Va bene, arduous noi work, but I non couldn't ti have done conosciamo. it without help. Listen, you. I assume that. Then have you seen a? He must have gone farther than I. His name is Girun. I sent him to map the Eastern Wild. Bandits, smug. Oh You know no, how Ragni, già ma. It's an intrepid. Ragni. I Well, as Ragni, I sì. said, if you find him, and when if you find him, you're welcome. Ok, Guerra della Terra sempre presa. Tanto noi inutile che leggiamo che qui c'è la lore, ma mettendo la mappa sapremo già dov'è. E basta fare così. Quindi l'altra. Ah, lo dobbiamo effettivamente cercare. Allora aspetta. Ok. Informazioni in possesso di Sansa suggeriscono che Germund, uno dei abbia soggiornato a Riva dell'Alba. Nella sua lettera il cartografo afferma di essere nella zona orientale della regione, vicino a una caverna. Quindi nella zona orientale, vicino a una caverna. Verso nord. Questa è una cosa che possiamo trovare molto più avanti. Dobbiamo andare da tutto quest'altro lato. Sì, vabbè, un'altra volta. Vabbè. Allora, a questo punto si rimette la quest principale. That's our marching orders then. Allora, corri Forest, corri. Vai, parkour. No, minchia, se andava dall'altro lato esultavo. Il gioco dell'anno. Your armor could use some work. Let's check the Cerca water. un'armatura fatta. E così uscito. Kai è convinto che tu possa trovare dei materiali per potenziare la tua armatura al mulino di Riva dell'Alba. Puoi trovare pellicce e altri elementi per potenziare la tua armatura addosso ai nemici o dentro i forzieri e altri contenitori del genere. Dice di raccogliere un'altra pelle. Pelle di daino. Qui possiamo entrare. Incoming Zara. Oh, attacco ninja. Ok. Tutti morti? Oh, c'è Pippo Baudo su. Those arrows Okay. must have been. You got everything you need to fix up your armor. Let's head to camp. Just like the Ok, potenzia la tua armatura al banco da lavoro. Poi abbiamo preso una pella. Pasticcio di trota. I think there's something on the upper floor. We might be able to reach it from outside. Ok, qua abbiamo preso tutto, quindi se noi adesso andiamo Look, there is a ladder. The resin forms a hard coat that's qui e facciamo passare la notte. Vedi, tutti fermi, cioè troppo fermi, troppo. Sì. Allora, a questo punto possiamo fare. Banco da lavoro. Allora, ci possiamo potenziare la mazza. Più 12 di danno alla mazza. Aspetta un attimo. Mazza, vieni qua.
Però la quest, visto che di sicuro poi si buggerà, noi dobbiamo fare l'armatura. Ok, esatto. Creazione e non abbiamo comunque niente. Nice work. That'll help against what? Allora, Whatever. questi li abbiamo fatti, un pochino ci siamo potenziati, il gioco l'abbiamo visto, direi che per stasera No, abbiamo dato un'altra chance comunque, quindi va bene. noi salviamo qua. Quando ci verrà voglia ogni tanto noi entriamo e diamo due botte, che di base il titolo non è una palla, non è brutto, No, e va pigliato. Allora, deve è essere particolare, così. è particolare. Cioè, secondo Per il me nostro modo di vedere i è titoli, un gioco che intendiamoci, giocherei se veramente non c'ho nient'altro. Cioè che mi metterei là, ma non deve esserci proprio nient'altro a cui posso giocare, perché sennò No, cioè, se non gioco a Monster Hunter mi gioco Yakuza, faccio un po' che su base, ci sono alternative. gioco Xenoverse, poi invece ti devo dire sì. Allora, ci facciamo un giretto in macchina. Ok. Allora, che questo è anche più rilassante per me perché sono giusto due tasti, tutto col mouse è il massimo della comodità. Allora, Gianmarco, noi dove eravamo arrivati ieri? Dovevamo arrivare in città per andare all'ufficio di e dobbiamo trovare il roll cage. Tanto te lo diceva dove stava. Noi adesso dobbiamo andare qui in città. Vedi un po' i punti però, perché penso che abbiamo un po' di punti. Allora, noi adesso abbiamo settato solo la cosa. Mo' vediamo un attimino che cosa ci possiamo sbloccare. Questo non è male. Calcolando il cane e tutto. Ti ripristina le abilità degli alleati. Allora, Non mi ricordo che fa. poi ci dà qualche bonus alla guida. Diventa felice. Lavoro di squadra. Questo è buono. Questo non me l'ha scioppato. Oh, questo è un 3. Sì. Ti elimina 3 con 2 utilizzi. Però non so se il cane punta. Sì, perché si prende il posto in auto. Comunque il posto, quindi in teoria dovrebbe valere. Sì. Non male. E l'ultimo? Ah, questo va in combo con quell'altro. Se c'hai social, però ti costa 4 energie lo zio. Allora, aspetta, facciamo così. Togliamo questo. Ok. Mettiamo questo qua. Guadagna 2 di armatura, ce lo teniamo nei momenti difficili. Questo con 1 di benzina per toglierne 2. Ed eventualmente... questo che di notte costa 0 è una manna dal cielo. Noi abbiamo il setup full notte. Allora, sono le 4:30. No, ci conviene partire di notte a noi. Vai, arriviamo in città di notte. Dai, di Roma. Dai. Dai, ce la possiamo fare, dai. Non mettiamo neanche la radio sotto, Giamma. No, stealth. Stiamo tranquilli. Approfitto non è dove entriamo, ma per fare anche la pipì. Allora,
Ok, prima fermata. Un albero sulla strada. Ok. Allora. Deve fare uno. Due. Dopo in città lavoriamo, facciamo qualcosina e poi vediamo di spostarci. Ok. A posto. Ok, consumiamo meno benzina del 25%. Buono. Che punto siamo? E siamo ancora all'inizio. Sciame di insetti. Gulo. Ok, allora. Ci va bene. Questo adesso così. Questo adesso ci prendiamo un danno. Però dopo con questo è finito. Ok, usa attrezzi da meccanico, migliori sconti e prezzi nei garage. Ok. Sono le 6 e sta spuntando il giorno. Ok. Un po' di buche per la strada. Abbiamo finito l'oggettino lì magico. Allora. Sì, ne ha fatti fuori 3. Ok. Ok. Allora, siamo arrivati in città. Ragazzi, non litigate in macchina, per piacere. Come va? Allora, Giamma, ho attivato questo qui, ma lo faccio di nuovo perché funziona. 3 in macchina. Mamma mia. Però c'ha gli utilizzi. Sì, ma l'ho utilizzato perché comunque siamo quasi a metà strada. Anzi, siamo arrivati. Siamo arrivati. Qualche albero, sciame di insetti, delle buche, tutte cose tranquille, tranquillo. sistemate. Mo' c'è l'autovelox. Allora. Ma lascia stare, va bene così. Perché della Roma? Va bene, perché no? Sai quale altro mi piace? La polizia sta inseguendo qualcuno, va bene. Basta che non siamo noi. Macchiato, por favore. Por favore. Parliamo pure poliziotto, se mi sa cantare. Quindi c'è questo un fratello. Allora, siamo arrivati in città. Sì. Ora. Siamo vicino a garage e meccanico. Ora. Allora. Esplorazio dopo. Prima qua. Si cerca di capire. Allora, aspetta. Andiamo prima al garage. Se tu poi fai avanti e indietro nella stessa corsia. Dove cazzo si vende questo pezzo? Chi lo vende? Chi ce l'ha questo pezzo? Scusa, dopo devi farmi dire una cosa nella quest. Metti un attimo la quest. Quella lì del pezzo che dobbiamo trovare. Fammi dire una cosa. Allora. C'ha solo il segnalino vai alla gara. Noi lo trovammo l'altra volta. Vado a cercare su internet. No, già ma senza vedere su internet. Questo è un viaggio. Non, Allora, come viene. Posso cercare come finisce Kingdom Hearts? Non lo trovi. Non c'è ancora. Sei sicuro? Vedi bene. Una Non data c'è. d'uscita? 4? Non c'è.
Tu vai a pulire i cessi. Minchia, si prende 6 di energia. Allora, devi facciamo fare. così, guarda. Iniziamo a prendere 25 qua con 4 di energia. Noi ci abbiamo Facciamo dei sempre la cosa per soldini. fare cash, o non ce l'abbiamo più. La skill che ci dava i 20. No, ce l'avevamo col detenuto, mi sembra una cosa del genere. Allora, a questo punto riposiamo perché siamo stanchissimi. Facciamo fino alla mattina. Belli come nuovi. Poi job opportunities. Ok, lui l'abbiamo fatta. Sì. Ok, quindi questa qui dovrebbe andare avanti da sola. Allora, parliamo con le persone, magari succede qualcosa. Sì, tranquillo con i tuoi amici. Niente, voi non ce l'avete. Tu neanche ce l'hai. Allora. È un negozio. Qua lo vendono già, ma... Car part short. Shop. Ok, allora. A lui. 45 dollari ce l'abbiamo e dovremmo farcela. Io sai che ti dico invece? Centro dell'impiego. 16 ore, 4 di energia, 45 dollari. Mica male. Mica male. Tanto noi dobbiamo andare a fare la corsa, non c'è il problema di No, finire però per dobbiamo arrivare. vedere quanti giorni dura la corsa. Secondo me non è in una botta, lo zio. E poi ci troviamo al limite qualche altra cosa da fare lì. Allora, c'è un caffè notturno che è chiuso. Un caffè notturno che è chiuso. Sembrava coffee night, ma non... coffee senza night. Allora, si beve cochina che già abbiamo preso. Si compra biglietto della lotteria. Prima o poi magari vinciamo. Questo comunque toglie 2 a quelli là coi soldi, quindi togliamocelo da mezzo. Può sempre servire. Altri oggetti e cose varie, sigarette. No, ci sono caramelline. Abbiamo il miele che recupera 4 di energia. Un po' di banana ancora da mangiare. Allora, lo facciamo così. C'è un po' di caffè? No. Allora, andiamo sulla R94 e dovremmo trovare sto benedetto roll cage. Troviamolo, dai. Viaggiamo pure di notte, quindi abbiamo tutti i bonus. Abbiamo tutte le skill recuperate perché abbiamo dormito. A posto. Oh, Regen, buonasera. Mamma mia, proprio lui. Regen, allora noi adesso stiamo giocando a Keep Driving, però se ti vuoi fare pure 2 risate e vedere un'analisi tecnica di Avowed, rivediti i primi 30 minuti perché guarda, lo esaminiamo nel dettaglio. Però già abbiamo fatto una certa volta, ci siamo divertiti, però anche no. Oh no, stanno dormendo tutti. Però questa di notte non consuma niente. Però tu sei figlio di filibustiere. Quindi ti devo fare così. Ok, fatto. Bisogna fare il pieno. Mi senti normale? Mi senti ancora poppettare come ieri? Che stamattina forse abbiamo risolto il problema. Quando staccate do un'occhiata allora. Vai Rege, ti divertirai. Vai, Rege. Siamo soffermati su dei punti molto specifici. Ci siamo molto divertiti su alcune cose, però per altre non ce la facevo. Cioè no. No Regen, caro, no. Avevo provato. Preferisco menare mostri come ho fatto oggi. Sì. E devi vedere quanto ha menato Regen oggi Enzo. Regen, per come stanno andando questi giorni, io mi ero organizzato tutto che io oggi Monster Hunter, punto. Qualunque commissione, servizio, cosa da fare. Niente da fare, mi sono messo lì, lo dico in tutta tranquillità, da stamattina alle 11. Ho fatto pausa, mangiato, Bravo. sistemato, fatto alcune cosine di lavoro, altre me le faccio domani. Ripreso alle 3. Ho staccato quando è arrivato Gianmarco alle 10. Ho detto oggi non voglio sapere niente.
ho menato, stramenato, mai sconfitto, mai caduto. Ci tengo a dirla per rispetto ai miei maestri che mi stanno insegnando a giocare a Monster Hunter, quindi Sono molto fiero. tutti cadono. No, Regen, che cosa voglio di più? Io so quello che mi potrebbe succedere nelle prossime ore e devo solo aspettare, quindi mi godo il viaggio nel frattempo. Quindi si è deciso di fare sta serata sul confrontare una cosa ed esaminarla in un certo modo, decidere cosa fare e poi farsi un viaggio e vedere un attimino come va a finire. Ti posso raccontare un aneddoto divertente? Assolutamente. Allora, tu non sei mai stato, penso, un accanito giocatore di, tra virgolette, FPS. No, ci gioco, ci ho giocato quando mi volevo divertire e Così per quant'altro. spizio? Half-Life, Freedom, Multiplayer? Destiny 2. Ok. Il primo l'hai giocato? Sì, pure il primo. Ok, parliamo di quello. Una volta a Ozzy c'era un grande. C'era Dove un cazzo ce lo trofeo mettiamo in che si macchina? chiamava Settima Colonna. Ok. Questo trofeo era veramente un bordello perché prevedeva che tu uccidessi tutta la squadra avversaria, quindi tutti e 6 nemici, più uno di loro che è respawnato. Quindi settima colonna, tu dovevi prendere e uccidere tutta la squadra più un settimo di loro che vi respawnava. Ok. Io un giorno stavo giocando con i miei amici, questo trofeo era un bordello, io facevo cacare tra l'altro nel multiplayer. È carattere. Io ho preso e ho iniziato a fare un po' il too much. Mi messo a giocare là un po' come le armettine, un po' quelle là. Sì, follia quella roba. Grande reghe. Bene e buono, inizio a sparare, faccio un po' di kill. Prendi questo, prendi quest'altro, faccio un po' di kill. Bene e buono c'era Lord Shax, che era quello che presentava le cose del crogiolo. Faceva inarrestabile, incredibile, fenomenale, settima colonna. Io dicevo, ma come settima colonna? Avevo ucciso 6 di loro, più il settimo avevo ucciso Ah, troppo. ok, va bene. Grazie. Stava più gasato di me, lui faceva la settima colonna. Va bene, io sega di merda. Contenti lei, Contento contenti lui, tutti. era più contento di me. E io ho fatto, va bene, bello. Bel momento. Allora, io intanto questo l'ho preso. Possiamo andare a fare la competizione. Però volendo fare... Io proprio, si può, quando ti entrano le cose Regen, sì. Sì. Poi va quella partita dove non fai un cazzo, bestemmi come un aramaico. Allora, E lo vuoi cos'altro uccidere per lo vendi? sviluppatore e tutto il gioco. Utility frott. Questo... No. Porto. No, noi non ci abbiamo niente. Noi non ci abbiamo niente, Gianmarco. Gianmarco, visto che noi dobbiamo andare a fare la corsa della vita. Non c'è nient'altro di utile. Io ho provato a casa di un mio amico l'ultimo Halo Online. Ho preso più pesci del capitano Findus. No, io stavo prendendo una buona piega mo su Marvel Rivals, solo che non sto avendo il tempo di giocarci. E c'è Monster. E c'è Monster Hunter. Monster Hunter è Però Monster lì mi stavo togliendo belle soddisfazioni, Allora, belle, ho capito. tranquille, se mi dispiace che non sto avendo il tempo di giocarci. Allora, a questo punto, signor meccanico, allora, così andiamo anche più veloci. Yeah. Ok. Boh, adesso noi torniamo in città. Lavoriamo, ci riposiamo, ci prepariamo di gran lustro, merendine, bibita, competizione, benzina perché sennò c'è Ma problema. noi soldi, come fare benzina? Noi partire adesso immediatamente, torniamo subito in città. In città c'è il lavoro, c'è da dormire, c'è da mangiare, c'è tutto. Pure che perdiamo 1 o 2 giorni, tanto il limite per la grande corsa
È fine domenica prossima, Ok, Gianmarco. no, sta attenti però, sì. Ma la gara la possiamo fare pippati? Forse sì, lei che... Allora iniziamo ad arrivare fuori la zona per la competizione, poi vediamo di fare la gara pippati oppure no, visto che ce l'abbiamo dall'inizio stavolta. Ovviamente, in game... No, no, scherza, no, ma assolutamente. Scherza. Schecchi? Come schecchi? Sull'autostrada schecchi? Gli skaters. Ciao ragazzi, ci fate passare, ci abbiamo anche la macchina moddata. Cazzo, siamo pure affamati. Allora. Potere degli unicorni. Tanto mo ci dobbiamo riposare e si riprende tutto, quindi... Ah, hanno preso meno punti esperienza. Che è successo? Siamo anche piuttosto stanchi. Se no non trovo il senso di quell'item. Senti, noi ce la... Allora, il piano è semplice. Noi adesso torniamo qui, ci riposiamo, ci facciamo tutto per bene. Noi dobbiamo semplicemente tornare. Ci rifacciamo tutta la strada che già abbiamo fatto, così abbiamo il bonus per la strada che già abbiamo percorso. Ma visto che abbiamo tutte le cose da rally e per strade più tranquille, noi ce la facciamo pure un pochino per dentro, andiamo più veloci e abbiamo vari bonus. Dobbiamo arrivare qua, fare la corsa e vincere la corsa. Attenzione. Oh no, la bambina di nuovo. No. Lei l'abbiamo lasciata in sospeso comunque, eh. Non l'abbiamo accompagnata Vabbè, poi a casa nostra. Vabbè, L'abbiamo ciao bimbo. da noi, l'abbiamo cresciuta noi poi. Allora, noi dobbiamo mettere benzina. Visto che andiamo anche più veloci, siamo pure già arrivati. Poco prima dell'incontro. Questa è cattiveria. Ah, ok. Ok, social. Buon guidatore, quindi prendiamo il bonus e andiamo più veloci ancora. Questo è buono, penso servirà pure nella competizione. Allora, iniziamo a fare così. Alberghetto. E così la benda come la mettiamo? Iniziamo a riprenderci tutta l'energia. Comunque sono andato a mangiare la pizza romana con i colleghi. C'ho ancora una fame che mi si ricorda. Buona medaglia. Purtroppo sì. Non so. Non so di Regen, se la tua vita ti porterà mai a passare per Napoli, tu faccelo sapere. Ti facciamo sedere, ti facciamo mangiare una pizza. Tu dopo da là, tu non ti muovi più, Regen. Io ho parenti a Roma, l'ho assaggiata quella romana e mi piace. È buona, vero? Però tu vieni Però qua e non fai... partecipa come la pizza nostra. Allora, 16 ore 60, sì. 60 sì. Ne facciamo uno, ma buono. Porca troia. Dobbiamo riposare, però abbiamo preso 60 tutto in un botto. Questo che ci permette di fare? Allora. Cazzo, se ce lo davi prima... Nuovi parenti di papà a Napoli, ogni tanto ci passo. Regen, tu quando sei da queste parti, facci sapere Andiamo a che mangiare. se siamo liberi e ci organizziamo, ci andiamo a mangiare una bella pizza. Con molto piacere. Quindi se già hai assaggiato, conosci il suo potere. Anche perché Regen non ne ha sbagliata una da quando è venuto in questa. Ha incarrato tutti i giochi possibili, quindi Regen avremo molto di cui parlare anche. Allora, Molto... Vai, vieni in farmacia a trovarmi, ti metti a fare 2 pozioncine, 2 cose nel laboratorio. Così abbiamo anche lo sponsor. No, sponsor. La Warrior Warrior Energy. Energy. Vai. Abbiamo Allora. tirato anche a quel puzzapalle di Sir che sta in quel suo alberghetto lì a Barcellona. A mai in Sicilia, quindi no. No, in Spagna, volevo dire. Spagna. Volevo dire Spagna, sbagliato. Allora, facciamo così. Si riposa fino alla notte. Così partiamo di notte e abbiamo più bonus e quant'altro. Nightfalls. Parente di Nightflix. Abbiamo anche un altro skill point così. Siamo belli maxati al massimo. Solo il Tu gas sei dobbiamo chiuso. mettere. Qui c'è il gas.
Allora. Ma manco il pieno abbiamo fatto. Allora, quanti giorni mancano? Lo zio, aspetta. Un altro ce lo possiamo, però dobbiamo poi riposare. 10 ore a bartender, uno di energia, possiamo anche non riposare. Allora, a posto. C'è qualcosa... siamo ubriachi adesso. Aspetta, Gianmarco, aspetta. Aspetta, Gianmarco. 12 ore, 16 ore. Anzi, a questo punto facciamo anche questo. Per $5 risparmiamo un paio di ore da qua, ci avviciniamo. È notte, dormiamo, È è notte. giorno e c'è una No, magliata. aspetta, non dormiamo, Gianmarco. Come non... No! Cazzo, pure sta cosa, cioè, se vai ubriaco al lavoro prendi la metà dei soldi. Lavora nello stesso posto 3 volte. Ma non sei in viaggio, giustamente. Allora, facciamo così. Facciamo così. Aspetta. Due caffè, poi bottigliona di soda. Che ci dà energia durante il viaggio. C'è anche una baguette. Allora, ripuliamo e siamo pronti. Abbiamo il culo. Torcetta ce l'abbiamo. Noi adesso dobbiamo farci un semplice conto. Allora, a dormire, quindi le skill ce le abbiamo tutte. Sì. Quindi ci conviene rifare la strada questa qui. No, ci conviene rifare queste qua rosse che sono quelle che già abbiamo fatte e prendiamo il bonus. Ok, vai. Per alcune abbiamo il bonus da rally. Quindi comunque andiamo più veloci. Ok. Quindi a questo punto dobbiamo andare prima qui. Andiamo al Link Skull. Link Show. Possiamo riposarci per strada o comprare qualcosina con i soldi che ci abbiamo. Ok. Vai. Il nipote del direttore della sta sempre ubriaco. Potevano passare a prendere che gli hanno levato la patente. Se sei sempre ubriaco è una delle cose che potrebbe succedere. C'è un uccello che non si muove. Il lupiccione da mamma. Il mio uccello oggi si stava muovendo parecchio invece. Allora, dei movimenti del suo uccello noi ne siamo comunque felici. A noi fa piacere questa cosa. Stava muovendo rinza. E il primo è fatto con tranquillità. Tanto come dice il saggio, perché sedurla quando puoi sedarla? Era un saggio che poi forse sarà finito un attimo in galera, forse. Il dogo ha sbloccato. Ok, buona. Prendi e toglie Buona. 3 con utilizzo così. È una brava ragazza. Va bene. Piccola. Tu hai sbloccato. Ah no, è lui che ce l'aveva. Aspetta, è vero. Ah, tu che... così dobbiamo farlo. Aggiungi 2, è vero, allora ricordavo io male prima, sorry. Ma ci adattiamo pure per sta cosa allora. Che ti aggiunge 2, noi facciamo scendere a 1. Usiamo questa, tanto poi sappiamo che ci dobbiamo riposare prima o poi. Hai fatto un grosso elicottero. Allora, Regen, non potevo perché era il pranzo per il compleanno di mio padre, quindi non potevo fare questa cosa là. Però potresti, tuo padre sarebbe anche fiero di te, però non è il caso. non era No. proprio il caso. No. C'erano anche delle sì, c'era mia nonna, poi un casino, tutte e due, un bordello. Poi lo Preso rideva, mio punti. cugino mi guardava e rideva, pezzo di merda. Oh no, ci stiamo cacando sotto. Stiamo cacando sotto. Lo faccio così. Ad alcuni può dare fastidio, dici, forse non sono pronti, Regen, forse non sono pronti. Ok, lui ha raggiunto il livello 3. Sta morendo. È morta la nonna. È morta la nonna. Noi non avevamo mai ricevuto la lettera perché nella seconda run come abbiamo... Però comunque ci dava qualcosa. Ok. Vedi quando un gioco è pensato bene, vedi quando non è né stitico né statico, ma è
interattivo. No, ma da quel bastardo si gode. Ma dai, è No. morta la nonna però. Povera vecchia. Dai. Ma nessuno pensa ai bambini in tutto questo. Fermi, fermi, ci abbiamo la coca appresso. Che giustamente abbiamo la macchina truccata. Salve signor agente. Vabbè. Salve. Mamma signor agente. Madonna mia. Allora, signor agente, aspetti. Allora, nel frattempo noi facciamo questo e ci togliamo quello ah, mi conviene usare il gratta e vinci. Però va bene. Posso fare anche così. Signor agente, non avevamo i soldi per fare il pieno. Questo è il problema. Là. Va bene. No, noi sempre tranquilli. Se qualcuno ci saluta, noi salutiamo anche noi. Fast to Furious. Se qualcuno... No, che è successo? È arrivato il messaggio del bot che saluta questo utente. Noi cerchiamo sempre di far avvicinare le persone con calma. Se qualcuno vuole dire ciao, noi rispondiamo. Se vuole semplicemente stare qui a vedere, non ci sono problemi. Questa è grossa. Scappa da un evento senza prendere danni. Però ti costa 2 gas. 2 gas, però tu in una situazione con lui che ti riempie di difficoltà, tu dici... Stiamo perdendo, sì. Signor poliziotto, devo andare a casa da mia figlia. Ti scioglie e te ne vai. Allora, signor agente... Questo lo potremmo fare. Ci fottiamo i soldi dalla polizia. Stiamo fottendo i soldi di Dio. Perché secondo me il gratta e vinci funziona che come lo consumi, c'è la possibilità che ti fa vincere effettivamente dei soldi e che noi lo stiamo grattando. Magari sì. Quindi io posso provare a fare. Tolgo questo. Sfilagli la pistola. Crafty, hai fatto crafty. Ok. Il signor agente ci ha anche dato dei soldi in cambio, quindi... Abbiamo fatto, siamo a $82, lo zio. Ok, stiamo andando bene così. Piano con l'energia perché abbiamo un altro intoppo subito dopo. No, Nemo ci fermiamo subito. Lo facciamo così. 1 2. Tolto questo. Cazzo, non so... Ok, sono riuscito ad attivarlo giusto in tempo. Allora, Sprite. Mamma. Giustamente un po' di stanchezza. Solo un sorso perché dovremmo quasi essere arrivati. Sì. Ok. Però per le missioni questa l'abbiamo fatta. Dobbiamo andare in qualche posto no, siamo andati là. Vabbè, forse a un certo punto può essere attivo. Vabbè, tanto a noi al momento interessa la corsa. Settle down. Cosa? Buongiorno, la scriviamo dal centro dell'impiego. Visto che hai lavorato tanto, le vorremmo offrire un lavoro. Allora, prossima run facciamo quanti più lavori possibili e facciamo accettiamo il scortare lavoro. qua. Facciamo questo qua. Ok. Si scopre sempre qualcosa di nuovo. 20 euro. 20 euro sto gioco. 20 solo euro. 20. Ricordiamolo. Allora, c'è un hotel. Possiamo un pochino esplorare e abbiamo un pochino... Anzi, parliamoli. Magari ci dice qualcosa. Ok, fatto. Posso Quindi lui è restare... solo questa, e lui resta Va che ti bene, dà una mano. vabbè. E c'è la passiva. C'è il kick out, buttalo fuori. Però adesso c'ho un malus. Gli eventi assurdi ci fanno perdere il doppio dei soldi. Però questa ne vale tutto. A me le 2 pixel di art gas. fanno impazzire. Regen, No, questo è Regen. il gioco per te.
Io vidi il trailer, già lo stile così, non avevo ancora capito lo stile di gioco, dissi io questo lo devo provare. Poi capendo che era un roguelike basato su un viaggio in auto con amici, con autostoppisti, con tutto quello che succede, che è quello che piace fare a me quando ne ho la possibilità, vieni, quanto costi? 20 euro, ne compro 8. 20 euro, Solo 20. solo 20. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa esplorando. Ok, c'erano le rocce. Un po' di frutto, un po' di qualche Non ti perdere succhino. troppo così. Il problema, non perditi troppo, Gianmarco. Io già mi sono perso. Ma porca vacca. No, no, è di qua all'uscita, è di qua. Una. Ho trovato le altre bacche, Gianmarco, le ho trovate. Belle, Reagan, ficchiamoci tutte queste grandissime baccone nel culo. Allora, aspetta, io sono venuto da qua. Ho trovato le altre bacche, Gianmarco. È l'uscita che non trovo. Console portatile in vacanza deve essere una mina, sì. Sì. No, questo se esce su... Non so neanche se è già uscito o se uscirà su Vedi se Switch. sballa. Mo vediamo, Re. Così. No, non ce la faccio Ti uscire. sei perso. No, Suca. Suca. No, no, ma tutte bacche. Tutte bacche. Puoi mangiarle da qua. Mangiare tutte? Mangiare tutte. Questo sta a fuoco con la bacca. Con la bacca. Muore. Finisce la run e mi impicco perché... Danno un cane. Tieni. No, paura. Vabbè. Cioè, tutto sto burdello per delle bacche di merda. Butta spazzatura. Ah, perché abbiamo gettato le cose e siamo stati maleducati. Brutto. Brutto. Ah. Ci conveniva mangiarle tutte a questo punto. Allora. Si può morire di sazietà in game? Non credo, Regan. No, però ci sono delle mini cose. Mangia troppo cibo spazzatura, il cibo spazzatura ti fa male. Fuma troppe sigarette, le sigarette poi ti iniziano a far male. Sicuro, se ci facciamo la coca ci prendiamo addicted alla cocaina. Sì, sì. 100%. Allora, tu qui a questo punto non vendi... Vendi lo spray che ci può servire per gli eventi. 3 per una riparazione completa. A questo punto io lo prenderei. C'è nient'altro che ci può servire. A questo punto, con l'orario, dobbiamo andare per di qua. Ok. Siamo belli pieni, siamo tutti messi full, abbiamo soldi, tutte le abilità e dobbiamo solo tornare indietro. Punk Club? Non so cos'era. Trovi meno questo. Vabbè, per questa run qua però, quindi non... C'era la quest del punk e non l'abbiamo proprio seguita. No, ce la siamo proprio persa, vabbè. Ma questi fatti, tanto ci arriva solo per i poteri. Tanto comunque uscirà di nuovo. Ok, scusateci, ci fate passare un attimo per piacere. Allora, tu capiti a fagioli. Cane vede le lucciole, e tutte se ne vanno. A posto. Ti senti stanco, molto stanco. Sveglia, sveglia, sveglia. Ci siamo persi. Benissimo. Molto bene. Che cazzo di palla. Allora, aspetta. Lo so, lo so. Che cazzo di... Ok, bene. Allora. E quando sei happy c'hai un'altra possibilità. Questo è quello del miele di nuovo. Allora, tu vendi un CD e ce lo compriamo. È il Wervo 5. Prendi un altro mielotto, Allora.
Siamo 5. Colors of the Snow, Endless Ocean, Close Your Eyes, e The Fucking Werewolf con Ellen Tiger. Ellen Tiger. Minchia, dura 5 minuti e 23 la Make Pressure. Your Ex Doesn't Mark. Cioè, la tua ex non segna i tesori. Vabbè. Vai. Ed Ellen Tiger. Vai. Signori, è il Wervo. Lo zio. Lo zio. Allora. Dove ti dobbiamo lasciare? Gulassora. No, sì, dobbiamo fare la gara. No, e non adesso. Dobbiamo fare la gara. Non si può fare. No. Allora, ti riportiamo noi lì, non c'è problema, anche perché sono tutte stradine di montagne per noi, quindi va bene, però prima dobbiamo fare la corsa. Se c'è tempo adesso, se no la prossima, tanto noi Sì. sto gioco penso che lo completeremo al 100% con calma, con tranquillità e un po' alla Quindi volta. qualche compegno non lo possiamo fare facendo il fatto dei job. Mentre ci facciamo i lavori, vediamo Sì, che ci organizziamo le cose, tanto penso ci segnerà in qualche modo Capito? quelli che ci mancano per completarli tutti. Allora, a questo punto qua non possiamo fare altro. Tu sei ancora incazzato con... Ci siamo dimenticati della tua quest, scusaci. Lui doveva suonare lì, gli abbiamo fatto perdere il concerto della Mi vita. spiace. Non ci abbiamo proprio fatto caso. Allora, vai di corsa che è ancora notte e ne dobbiamo approfittare. Dai che gli famo. Dovrei diventare vegetariano? No. Stammi andando a botte, panini e carne. Se togliamo sta cosa è finita. Ok, stanno litigando e va bene, ci può stare. Ok, ottimista. Ottimo, lo stato happy dura di più. Ottimo. Buono. Ottimo. Ottimo. Servirebbe solo qualcosa che ci mette la nota all'inizio. Ottimo. Facciamo così. Che li elimina, pure che hanno lo scudo, li fa fuori completamente. Allora. Tu non vendi niente di Una nuovo a sto bottiglietta, punto. Un'altra bottiglietta magari, quella là è la lacchetta. Può tornare utile. Io vorrei prendere questa, ma non c'è lo spazio. Allora, togliamoci la corda che ci serve solo nei dungeon e cose varie. Andiamo tanica di benzina. Meno così stiamo un pochettino tranquilli. Ci prendiamo uno di questo, casomai per l'evento della corsa c'è da aggiustare la macchina. Male. Dobbiamo mangiare, quindi filoncino di pane bello fresco c'è sempre. Ma si è buggato. Si è buggato, sì, si è messo... Guarda, sì, avevamo guadagnato uno slot, cazzo, non dovevamo No, toccare. no, No, per dire. un viaggio è... e deve sempre essere sincero e onesto. Il pancabestia? No, no, il pancabestia in realtà penso che resta. Allora, no, ce l'ha detto, ci è rimasto male perché non l'abbiamo portato lì. Però ho detto dai, vabbè ragazzi, a sto punto resto con voi. Allora, noi adesso dobbiamo fare ancora un bel po' di strade, comunque mancano
4 giorni. Ma muovere, così. Allora, a questo punto invece di fare 1,30, 45, un altro 1,30, tagliamo per di qua e arriviamo direttamente qui. Non ci abbiamo i bonus dell'auto, ma Aspetta, abbiamo le cose da quanto noi. tempo ci metti in totale? 3,30. Da qua invece? Noi dobbiamo fare un minuto qua, più un altro minuto e 30, più altri 45 secondi, più un altro minuto no, e 30. ok. Approfittiamo che è notte, tagliamo di qua e poi qua mettiamo benzina e ci riposiamo. Vai. Allora. Ok, se l'è selezionato. Qua dobbiamo per forza tagliare. Ti va, ti va. Questo è solo il punto un pochino più pericoloso, che non abbiamo nessun tipo di bonus. Ecco qua, non posso. Dai. No, quindi tutti soldi un'altra volta. Questo vuol dire- Venerdì 13 inizia così comunque, io te lo dico. Perché avevamo il piede di porco. Tromba. La tromba va presa. Però che facciamo? 3 slot, aspetta, già. Questo pure è buono, la caffè in pila da 4 energie. Buttiamo la cocaina, No. Oggi dobbiamo buttarla sta coca. Fa male. Allora, Regen la vorrebbe prendere prima che avviamo la E gara. se poi ci dà un malus? Non lo so, noi iniziamo a arrivare alla gara. Se quello poi dice... perdiamo, vi devo ammazzare. Quello poi è un problema futuro, Io se ammazzo ci prima sarà. te. Non ammazzare Tu stai nessuno. calmo. Fermati. Regen l'ha già pigliato. Fermati. Allora, insetti tantini e brutti. Allora. Li ritogliamo da qua. Poi risolvo. Almeno a 30 riusciamo a viaggiare un pochettino più tranquilli. Poi. Lo possiamo permettere. Per ogni persona in macchina, quindi ne toglie 4. Allora sono 4. Città dobbiamo anche vedere le skill che abbiamo 10 punti. Quindi... Ma che cazzo. Va bene, va bene, va bene. Sta andando bene, Gemma. Gemma è fatta. È fatta. Questo era il punto più difficile. Allora. Innanzitutto andiamo tromba e via. Poi qualcosina da mangiare. No, birra, no. Ma quello che cos'è sotto alla copa, così? Coltellino. Ok. Per fare rapine. Allora, patatine. E passa un po' la fame. Tu qui che c'hai? Cibo per cani. Prendiamolo. Prova a darglielo. No, Che vabbè. cazzo si usa? Vabbè, lo mangiamo noi, però dice guarda potrebbe farti male perché è per gli animali. Allora, questo no, questo no. Così siamo messi bene. Da dormire qui non c'è. Quindi noi dobbiamo dormire in auto. Quanto tempo sei rimasto? Allora, Gianmarcone. Marco, ci abbiamo altri 4 giorni. Andiamo adesso, iniziamo a camminare. E ci siamo. Dobbiamo solo mangiare qualcosa, beh.
patatine, via. Caffè non ce l'hanno. Dobbiamo tenerci il freddo per un po'. Questo paesino non c'è il caffè. Allora. Adesso andiamo qua. Dobbiamo fare solo 1, 2, 3 passaggi. Vai a godo. 4 giorni da 2 settimane. Ce la possiamo fare. Le ultime parole famose. Ce la possiamo fare. Lost, ecco qua. Ecco, appunto. Allora. Io posso vedere di azzardare in un'ottica futura facendo. Che c'è di divieti là sopra, così? Fanno più male? Non ricordo. Ah, da un effetto randomico negativo. Allora, facciamo così. Il cane c'ha quella verde. No, volevo farne un'altra. Ah, solo perché aspetta, qua abbiamo questo a doppio così. Allora, facciamo così, guarda. E a posto. Vai. Dai che gli famo, dai. Gli famo stesso per stasera pure. Oh no, bucata ruota. Però abbiamo... No, avevamo preso l'oggetto, ma No, non credo so che per... serva in un'altra situazione. per cambiare le ruote mentre sei in strada e non dal meccanico. Allora, questo potrebbe essere un pochino più facile. Noi facciamo così. Ah, sono attacchi comunque. Sì, no, no, comunque attaccano. Mamma mia, che tarandelle. Allora, facciamo così. 1. Mi becco il danno qua, però faccio così. Me lo potevi dare centrale, ma va bene anche così. Per fare così. E così. Quando compri un oggetto perdi 1 di energia, vabbè. Quando non dovremmo comprare niente. Dobbiamo solo arrivare là e fare la competizione. Allora, chi tu sei? Oh, chi tu sei? Oh, questo ce lo stiamo trovando ovunque. Già è la terza volta. Non riusciamo a tirarlo su in nessun modo. Abbiamo pure una build tutta a livello 3, così, No, quella stiamo riuscendo sempre comunque a... Dico, questo andrebbe livellato da 0. Oh, e comunque il gioco è lo stesso, le cose da fare sono le stesse, ma 4 run abbiamo fatte, tutte e 4 diverse. Più, no? 4 o 5 comunque, non di più ne abbiamo fatte già, ma... Vabbè, Oh cazzo, abbastanza lunghe. oh cazzo. Oh cazzarola. C'ha la cocaina. Sì, anche Reagan. Signor poliziotto, dobbiamo andare a fare la corsa per portare lui a casa dalla figlia. Sicuro? Ha funzionato. Quando fai le cose con amore. A volte ti può andare bene. Lo sapevo! Lo sapevo! Sei scappato dalla puta! E sei morto! Allora, questo no, si può fare, si può risolvere, si può risolvere. Allora, aspetta, dobbiamo fare così. Ma facci giocare! Facci giocare! Già, ma ce la facciamo, aspetta, aspetta. Porca puttana! Puttana. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Aspetta, Gianmarco, aspetta, aspetta.
No, finito il gas, ci hanno arrestati. Reagan, questo è il tuo streamer. Per un altro finale ancora rispetto a quello che abbiamo fatto No, all'inseguimento. credo che un'altra cosa. Lancia la bamba tra i cespugli. L'avevo detto io. Io l'avevo detto. Ah, allora, là ci hanno arrestato e ci hanno fatto uscire subito. Qua ci hanno arrestato e ci hanno tenuto 3 mesi. Però non fa niente, la vita continua, puoi farti un altro Hai re. mandato a cacare una run intera. Inutilmente. Ma io penso avere uno scappa, vai Tu libero. stai scappando dalle guardie. Poi ma gli abbiamo postato il fogliettino. Ma sei scappato dalle guardie. Beh, finale inaspettato. Una merda. Questo finale è stata una merda. Allora, Reagan, ecco a te. E per sbloccare tutti i finali, vabbè, l'avevamo già fatto Reagan questo finale. Non cercate giustificazioni che non ci sono. Non ci abbiamo visto una scena sono. Io secondaria. ti ammazzo. Mo adesso ne facciamo un'altra. Butto acqua nel computer. Settiamo l'inizio. No, no. Io- Sembra che nulla sia cambiato. Allora, noi abbiamo fatto 3 mesi di galera. Abbiamo salvato nonna. Siamo andati a salutare nonna che poi è morta lo stesso, però ogni volta è viva. Non fa niente. Sto nostro amico ci sta continuando a dire, oh, Vuoi venire al vuoi venire al concerto porca per troia. piacere? E noi ancora. Però noi ci mettiamo in macchina e facciamo un altro viaggio. Rally con l'alpinista. A questo punto facciamo quella dei lavori. Che Sì, penso sia abbastanza sì, veloce sì. da fare quella là. Allora, come lo chiamiamo? Reagan, Vai Regan, una mano. tu cosa suggerisci? Io mi sono dimenticato comunque di... No. Ciro. Ciro Ciro. Di Marzio. No, Ciro Di Marzio. Ciro. Da Marco. Ciro. De Bogis. Bogis. De Boghi. Ciro De Boghi? Va bene? Va Che bene? non c'entra. Gli aboliamo la S? Benissimo, ok. Regan, qual è il rapporto di Ciro con i suoi genitori? Dai, dacci tu il livello di difficoltà. Sì, mi piace pure sta cosa. Fatelo voi il personaggio e noi ci adattiamo sulle vostre scelte. Tre. Ok, quindi un rapporto medio. Qual è la nostra occupazione? Disoccupati, meccanici, studenti o in cerca del posto perfetto nella vita, nel mondo e dell'universo? E possiamo diventare dei downer, dei musoni. Pioverà più spesso. In cerca. Ok, quindi No, morning. se piove più spesso, Ok. non siamo dei musoni, siamo dei monsoni. Va bene, questa va bene. Allora, cosa ci portiamo da casa? Il pacco di mamma. Cioccolato, bende, banana, aspirina e la lettera. I miei attrezzi. Chitarra e cassa di birra per bere per tutto il viaggio e affari loschi. Coltello a serramanico, cocaina, piede di porco. Scatoletta di tonno che non guasta mai, perché la cocaina ci sta bene, capito? Tonno e cocaina, proprio, guarda. Tony F diceva pollo e cocaina. Ah, noi non sapevamo manco questa, pensa un po', vabbè. 2 banane così, una la mangiamo. Sì, l'altra purtroppo verrà usata. No, ok, dai, c'è il dubbio in questa cosa, però No, va bene, va bene. Quindi quello con le banane. Ok, il pacco di mamma allora. Allora, c'è solo una banana però, quindi al momento una la possiamo mangiare. Almeno A meno quello. che non vogliamo. Allora, con cosa viaggia Ciro?
con la sedan, col furgone o con la muscle car. Effettivamente però mo la sedan Già ce l'abbiamo già modificato, dobbiamo solo prendere il roll cage, quindi dobbiamo trovare sulla mappa il car shop park. Car park shop. Sì. Proviamo quello e si prende il roll cage. Non lo so. Ma io le faccio scorrere. Sceglierei Gen. Dai, è Roma. Dai. Ciro è da track. E track sia. Track, sempre quello di Comorra. Ciro e Track. Va bene. Perfetto. Allora. Non ho visto come ora, quindi mi fido. Ho capito, non ho visto una cosa. Tu mi fai un collegamento, io non lo posso capire. Ma non ho mai detto che non sia Ma bella. devi vederla. No, poi la vedrò. Mica come la merda di Dottor Who che ti vedi tu. No. 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 Ho sbagliato? Le ultime 2 stagioni hanno fatto schifo perché le hanno fatto cose. Allora è una merda. Le ultime 2 stagioni così mi sembra che. Ma tutto quello che ho visto io finora del Dottor Who, mamma mia. Ma quindi Mamma mia. Dragon Ball Daima è canonico o non è canonico? E soprattutto gli gnomi, tu quanti ne hai visti nella tua vita? Spiega un po'. No, sto pensando c'è capitato una mappa un po' di merda. Noi dobbiamo comunque arrivare qua per andare al job center, quindi sarà un lungo viaggio. Col furgone. Quindi a noi ci conviene innanzitutto andare qui al momento, che è l'unica cosa che possiamo fare. Allora, noi avevamo potenziamento alle ruote, se non mi sbaglio. Ma appena arriviamo in città controlliamo. Allora Ciro una mattina si è alzato e si è detto: voglio andare in città, voglio andare a trovare un lavoro nella grande città. Voglio un spacciatore. No, vabbè, lui mo adesso va e incontra le pecore. Vai, guarda sta prete, no? Allora, e difatti abbiamo già un'armatura ogni volta che iniziamo un fight, quindi va bene così. Gomme da masticare. Ok, fatto. Ruote e sedile forse abbiamo. La cosa che spazio era poco qua o era grandicello? No, il trunk grosso. Adesso qua di spazio ce n'è. Ok. Però in onore di Daima. Cazzo, lo dovevamo chiamare Glorio Hall. Esatto. Glorio. C'è l'autovelox. Va bene anche così. Allora, questi due sono brutti. Dobbiamo sacrificare un po' di benzina. Uno e due. Allora. No, non abbiamo cocaina appresso, non abbiamo armi, non abbiamo niente. Ciro si è alzato, vado in città a trovare lavoro. Punto. Senza cocaina, frate. Senza altre pecore. Va bene. Ci racchiappano sacche pecore comunque. Ciro abita in zone dove sono presenti in realtà molte pecore, va bene. Un po' di danno al veicolo, tanto il truck comunque è bello resistente. Allora. E via. Ok, prima tappa fatta. Si prende un po' di caffè e si torna su. Si prendono 2 nocelle. Le 2 nocelle fanno sempre bene. Tanica di benzina già ce l'abbiamo. Abbiamo cioccolata. A questo punto prendiamo la corda per quando dobbiamo andare a esplorare. Il coso per riscaldare il manubrio ce l'abbiamo già.
Questo è per lo Ah, status stressato. vabbè. Vediamo come siamo messi ad upgrade. Allora, aspetta, gomme. Abbiamo il sedile. Oh, basta, abbiamo solo il sedile in realtà. Sedile Questo e che bomba. ci dà 2 di durabilità e 2 di gas. E le ruote che ci danno 1 d'armatura. Non è male. Quindi dobbiamo vedere di prendere altri componenti. Allora, a questo punto, salve. Toccalo un po'. Ciao, Friskin Falli. Va bene, tipica festa, così tutti nudi nel bosco. Vi siete divertiti? Ok, questo è l'importante. Allora, andiamo a Midi. Ok. E ogni volta che lasciamo un posto guadagniamo 3 di energia. Ok, non abbiamo trovato ancora nessuno. Ok. Allora, le gomme ci sono entrate giuste adesso. Quindi, gomme qua. Io di bottana qua. Io di bottarga. Anche perché un danno ce lo possiamo sempre concedere a sto punto. Allora, questa è un po' brutta e mi costringe a fare un po' così. Ok. Signor trattore, arrivederci. Allora, quello meno male che prima non c'era Francesco in live. Voglio ormai. Salve, tu sei nuovo. Ah no, tu sei il detenuto. No, Zé. Basta, detenuto. Poi non si può neanche sedere nessuno vicino a te. No. Ma arriviamo nella prossima città. Qualcuno si avvicina al veicolo, colpo d'arma da fuoco. E ci ammazza. Finale Morto. morto. Bel colpicino d'arma da fuoco dietro la testa. C'è qualcosa sul bordo della strada. Ok, questa è buona. Allora, mi conviene fare. Aglia. Così. Uno si prende il danno. Ok. Dacci grandi cose, dai. Vabbè. Vabbè. Potremmo anche venderlo questo. Vabbè. Allora, al momento Così. abbiamo lo spazio. Magari se facciamo soldi in questa run e comunque prendiamo altre ruote. Ma no. Allora, benzina ce l'abbiamo. Allora, Abbiamo una componente per la macchina, lo zio. Questo dove andrebbe? 2 durabilità interior. Dov'è? Super Wise, Engine, Utility Back, Skill, Cosmetic, la Charm, Sick Beds, Proof. Ah, cazzo va! No, aspetta. Prova a tenerlo premuto. No, perché si può mettere solo là. Allora, aspetta, facciamo così, guarda, aspetta. Qua dovrebbe esserci, ecco qua. Ah, ok, va al posto del sedile, quindi. E Categoria è questo questa qua. 3 energia quando lascia la destinazione. No, è più forte. Capito? No. Allora. Quindi a questo punto noi ci prendiamo caffè. Recuperiamo altri 3 punti, quindi siamo a posto. Torcia per gli eventi notturni. Noccioline. Ce le mangiamo e ci passa la fame. Qua c'è qualcos'altro. Una bibitozza. Una copina bella fresca. Che ci sta. Per dovere di cronaca l'altra banana. Perché Regan ha detto 2 banane. 2 banane. Ecco. Allora, queste sono le banane sacre di Regen e le mettiamo. Macchina, stiamo bene. Qua siamo messi bene. Mo' dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare di base. Vogliamo andare
Io si fa, in troverei città. lavori. Allora, quindi, visto che la quest l'abbiamo sbloccata lavorando 3-4 volte di fila al centro dell'impiego, noi adesso, visto anche l'ora stacchiamo, ci facciamo 2 secondi il piano che potrebbe essere o da sopra tramite le motorways, quindi la città più vicina qua sarebbe qua giù, quindi caffè pub, no, work, ok, quindi qua Work c'è, per sbloccare il coso. oppure ce ne andiamo da giù. E ci sono anche altre possibilità che comunque dobbiamo calcolare di fare soldi eccetera eccetera, quindi io proporrei superstrade, si va di qua, si fa solo questo piccolo tratto un pochino sconnesso, ci si mette sulla strada principale qui, o si fa il giro lungo da sotto, solo che allunghiamo un bel po'. Se cerchiamo di arrivare a Paramskul per bene, andiamo sopra, sospettina, e si va qua. Da qua poi ci si sposta nella città a fianco, così passa il tempo che si attiva la quest. Vai dove, vediamo dove ci dice di andare e ci facciamo assumere. Quindi in linea teorica il piano c'è. Ora dobbiamo vedere a livello pratico tutto quello che succederà in questa nuova e mirabolante avventura. Allora Regen, noi ti ringraziamo che sei rimasto con noi fino a quest'ora. Grazie tante, Regen. Io vado a dormire svegliandomi come sto facendo tutti i giorni alle 5 di mattina, perché i messaggi di solito arrivano alle 5 di mattina, quindi alle 5 mi sveglio. Regen, ci vediamo domani sera. Buonanotte, a domani.